Si sta tornando in questi ultimi anni ad avere nuovamente una grande attenzione per tutto ciò che è naturale. Non è un caso quindi che tra i progetti vincitori del bando Crea Lavoro della Regione Veneto ci sia quello di due giovani 25enni di Meolo, Simone Parro e Matteo Fecchio. Il loro progetto infatti prevede la coltivazione in serra e la commercializzazione di quello che un tempo gli aztechi definirono il cibo degli dei, la spirulina. Inizieremo appunto, come abbiamo già detto, con la coltivazione su 2 vasche. Verrà estratta dopo un primo periodo in cui l'alga si abituerà, diciamo, al nuovo ambiente di coltura. Filtreremo una parte ogni giorno e da questa ricaveremo il prodotto che potrà essere utilizzato sia come prodotto fresco, il che vuol dire da consumare entro 48 ore e quindi soprattutto utilizzato nella ristorazione, o come abbiamo già detto, prodotto essiccato. Un'alga, la spirulina, con tantissime proprietà e benefici, ricca di proteine, aminoacidi, carboidrati, vitamine, tanto da essere considerata un superalimento, molto valido anche per celiaci, vegani, vegetariani. Io ho voluto questa serata di presentazione che ha avuto un enorme successo con molto pubblico, proprio per far vedere, per dare una promessa ai giovani, cioè dargli una maggiore attenzione, che con le loro idee, con la loro voglia di fare, possono ottenere attenzione da parte delle istituzioni. Matteo Fecchio e Simone Parro l'hanno ottenuta. La Regione Veneto ha quindi premiato la bontà e la qualità dell'idea d'impresa. Su 337 progetti presentati, 40 erano quelli finanziabili, ma la severa commissione ne ha scelti infine solo 9, tra questi quello dei giovanissimi imprenditori meolesi. E questi due ragazzi hanno presentato un progetto di innovazione, di sviluppo, una start-up, insomma, straordinaria. E la bellezza è che questi non conoscevano assessori regionali, non conoscevano nessuno, hanno vinto perché hanno qualità e più riusciremo con la politica a premiare la qualità e più grande sarà il nostro Veneto. Spirulina fresca ed essiccata, da bere come aperitivo, da gustare con del formaggio o sopra crostini di pane. Le possibilità di utilizzo di quest'alga verde-blu sono tante e altrettante ce ne saranno da scoprire. Di certo la spirulina è un prodotto che il mercato italiano, rispetto al resto d'Europa, conosce ancora poco. La scarsa presenza di competitor ha rafforzato infatti la fiducia in questa nuova impresa, sia da parte dei due ideatori, sia da parte della Regione. La coltivazione in Italia non ha ancora preso molto piede, questo perché prevalentemente i costi di produzione in Italia di questo prodotto sono molto più elevati a causa degli standard qualitativi richiesti e gli standard soprattutto sanitari richiesti che ci sono nel nostro paese rispetto ai paesi che la producono all'estero. Non ci rimane altro che aspettare la prossima primavera per scoprire il sapore e i benefici della spirulina, un'alga miracolosa tutta made in Italy.